Noi il 15 gennaio abbiamo ricevuto una relazione da parte dell'insegnante di italiano e matematica dove, ci in qualche modo dicevano che il nostro figlio aveva delle grosse problematiche, configurandole a delle sindromi, molto importanti, dove ci spiegavano che il bambino sbavava, non mangiava, non riusciva a parlare bene. A parlare è il papà di un bimbo di 8 anni che frequenta una scuola elementare in un comune della Riviera del Brenta, che quando ha ricevuto questa comunicazione dalle maestre è rimasto sconvolto. Il figlio dice non ha mai manifestato alcun problema. Ci è caduto il mondo addosso, mia moglie è andata in crisi, io non mostravo nulla, ma a volte anche, diciamo, piangevo con me stesso perché vedevo comunque il bambino soffrire, A quel punto è iniziato il percorso tramite l'ULSS di competenza come previsto in questi casi. sia con la psicologa che con la logopedista. E al primo appuntamento già la psicologa ci dice: "Guardate che vostro figlio, insomma, rispetto alla relazione che ci avete portato, noi non abbiamo riscontrato nulla, anzi non sappiamo neanche come lavorare, non abbiamo nulla su cui lavorare". Perché passiamo alla logopedista. Alla logopedista ci chiede: "Ragazzi, ci dovete portare, anche i quaderni del bambino per fare una valutazione concreta". Una volta visionati i quaderni anche da parte del piccolo, però, la scoperta è stata sconcertante. E, abbiamo notato subito che qualcosa non quadrava. Infatti, tra le nostre fotocopie che avevamo, i quaderni, erano state fatte delle grosse modifiche, così da appurare, la stessa valutazione fatta dalla scuola e far risonare, diciamo, che il bambino avesse delle grosse problematiche. E al primo appuntamento con la logopedista: "Ma voi esattamente", mi chiede: "Cosa ci fate qua? Perché guarda che", mi dice, "il quoziente intellettivo di vostro figlio è superiore anche alla media, diciamo, nazionale sotto alcuni aspetti. Quindi io non mi sento di farvi continuare questo percorso". Certificazione dell'ULSS alla mano dunque, il bambino non solo è stato giudicato positivamente, ma anche con un quoziente superiore. Questa non sarebbe la prima volta che succede, denuncia il papà che si è rivolto a un avvocato. Poi ci siamo rivolti ad un avvocato che ha preso in mano, ecco, tutta questa situazione. Ecco, io volevo sottolineare che, durante questo percorso io mi sono, diciamo, prodigato nel capire come mai fosse successo questo a noi. E durante questa, diciamo, mia indagine ho scoperto che molte famiglie, anche precedenti, all'anno scolastico di nostro figlio, hanno avuto le stesse problematiche come la nostra, ma nessuno, ecco, si è mai esposto come abbiamo fatto noi. E conclude. Abbiamo una classe terza elementare che ha 9 bambini, perché tutti in questi 3 anni, sì, si sono ritirati dall'istituto scolastico e hanno proprio cambiato, quindi sono andati proprio via da questo plesso, perché hanno riscontrato delle problematiche evidenti.